Le tracce rimaste a terra tra asfalto e fossato parlano di una traiettoria impazzita e quasi certamente di una velocità elevata, fattori che solo per poco non hanno trasformato quella che appare come una bravata in tragedia. Sono circa le 21 in via Pastrengo a Colle Umberto quando un'auto finisce ruote all'aria nel fosso dopo una carambola lunga diverse decine di metri. Lanciato l'allarme, sul posto arrivano gli operatori del SUEM 118, anche con el soccorso e carabinieri. Sono i vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano, non senza difficoltà, a estrarre il conducente dalle lamiere. Qui la sorpresa: si tratta di un 17enne del posto che, vista l'età, è senza patente. La strada è una strada stretta, è finito nel fosso, però voglio dire, per fortuna che insomma, è vicino anche all'abitato. Se fosse successo da qualche altra parte in un campo, magari con i fossi pieni d'acqua, poteva essere veramente una tragedia. Trasportato al Cafoncello in gravi condizioni ma vigile, il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle vertebre. Stando a una prima ricostruzione, il 17enne si sarebbe impossessato dell'auto della madre poco prima. Per la donna, ignara di tutto, è stato uno shock. Mamma non si capacita del gesto, come ogni madre che può aver allevato con tutto l'amore del mondo e la forza che una donna ha a un figlio, che ha fatto un colpo di testa come quello di ieri sera. Torno a dire, fa notizia, ma è un caso del tutto isolato. La vicinanza alla mamma da parte mia totale, e spero di poter parlare anche col ragazzo per scambiare due parole e capire le ragioni del gesto. In attesa di spiegazioni, quando il quadro clinico lo consentirà, il primo cittadino lancia un monito rivolto soprattutto ai leoni da tastiera, invocando un concetto, quello della responsabilità. Si leggono tanti commenti sui social in queste ore, si dà la colpa ai genitori, si fa anche dell'ironia. Dico che in questi casi, voglio dire, le colpe dei figli non ricadono sui padri e sulle madri. A 17 anni bisogna avere ormai quel minimo di coscienza per sapere che non si prende sulla macchina se non hai la patente, ma fare male anche agli altri. Sembra banale, ma più di così non so cosa dire.